Lei era nuda, incosciente nel letto della taverna, lui in stato confusionale al piano superiore con ferite al volto. Resta il giallo su quanto accaduto in questa villetta di Abano Terme, dove lunedì sera sono stati ritrovati due coniugi, 69 anni lei, 72 lui. A far scattare le indagini il figlio della coppia che da 2 giorni non aveva notizie dei genitori e per questo si è recato sul posto e ha chiamato i soccorsi. Gravissime le condizioni della donna colpita da una grave emorragia cerebrale e ricoverata da ieri mattina a Padova in rianimazione. Ancora in stato confusionale l'uomo che è ricoverato ad Abano Terme dove non è ancora stato sentito dai carabinieri. Una coppia normale, raccontano i vicini. Erano una coppia affiatata e erano appena anche tornati da una crociera. Io non abito qui, però ho vissuto qui per molti anni e li conoscevo, ecco, mi dispiace, però non so cosa sia successo davvero. La villetta è stata posta sotto sequestro e martedì sono proseguiti per tutto il giorno i rilievi dei carabinieri della scientifica. In via Tito Livio si sono recati anche il PM Sergio Dini e il medico legale. Le ferite sul corpo dei due coniugi sono compatibili con quella che allo stato sembra la ricostruzione più probabile, un litigio violento tra i due con la donna che avrebbe avuto la peggio. C'era disordine in casa a quanto si apprende, ma non erano presenti segni di scasso, elementi che escluderebbero la pista della rapina. Ci sono da chiarire le cause dell'emorragia cerebrale della 69enne causata da una caduta accidentale, da una spinta o da un colpo alla testa. Risposte che i carabinieri stanno cercando, sentendo vicini e familiari, in attesa di poter interrogare anche il marito della donna. Un blackout di circa 2 giorni, perché da sabato il figlio non riusciva a sentire i genitori, su cui si sta cercando di fare piena luce.